Ho visto un re, ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, bagnava anche il cavallo, povero re, e povero anche il cavallo. Che cavallo ho visto un vescovo, anche lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano, a mano del sagrestano. Il cardinale che gli ha portato via una pazzia di 32 che lui cena. Povero vescovo e povero anche sacrista. Ho visto un re. Sai cos'è? Ho visto un ricco. Il tapiro lacrimava sul calice di vino ed ogni goccia andava che tutto l'annazzava. E povero anche il vescovo, il re, l'imperatore, gli ha mezzo rovinato, gli ha portato via 3 case e un caseggiato di 32 che lui cena. Povertà e povero anche il vescovo. Visto un viaggio. Sai cos'è? Un contadino. Il vescovo, il re, l'imperatore, persino il cardinale l'ha mezzo rovinato, mi ha portato via a casa il cacinale, la mucca, la scatola di cacchi, la radio transistor, l'accappatoio, la moglie. E per cos'è? Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Povero Purcell. Nel senso del maiale. No, non piangeva, anzi ridacchiava. Ma sarà, ma? No. Il fatto è che noi di là e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa triste.
grazie, grazie. È stato per me una serata di grande commozione, grazie ai Sangue Forte, grazie ai Nakadam, grazie ai Sisti, grazie a Lorenzo Riccardi, agli Augustici, grazie a voi, grazie a Spazio, grazie al settore cultura. Grazie a tutti. Grazie, buona serata.